L'amministrazione comunale di Campodoro è lieta di ospitare la festa Amici della Trebbiatura. La festa rappresenta un importante momento di sinergia tra amministrazioni pubbliche, comuni, provincia e regione, associazioni di categoria e imprese private, tanto da essere considerato la festa nazionale della Trebbiatura per antonomasia. Quest'anno le molteplici e variegate iniziative proposte renderanno la manifestazione ancora più accattivante ed in grado di attrarre moltissimi visitatori provenienti da tutta Italia. La stessa manifestazione, con le dimensioni raggiunte nel tempo, si conferma anche come importante volano di turismo grazie alla posizione favorevole del territorio che la ospita, equidistante dalle città di Padova e Vicenza e prossime a Venezia. Nel corso del suo svolgimento saranno toccati temi turistici, agricoli e culturali e si spazierà tra momenti dedicati all'informazione e al divertimento ed altri dedicati alla riflessione, con 2 giornate dedicate ai veneti e migranti. A tal proposito sarà allestita una mostra itinerante dal titolo Sulle orme dei braccianti veneti. Sarà inoltre presente per tutta la durata della manifestazione un ampio stand gastronomico con la possibilità di degustare ottime pietanze locali. Soprattutto lo spiedo che è arrivato dalla sinistra Piave, Conegliano, zona UNESCO e dintorni. Lo sforzo organizzativo richiesto per la manifestazione sottolinea l'apporto determinante dei volontari, sia dell'Associazione Amici della Trebbiatura che di tutte le associazioni coinvolte, senza i quali il programma dell'evento non sarebbe stato così ricco e coinvolgente. A loro va l'apprezzamento e il ringraziamento sia dell'amministrazione comunale che il mio personale. Speriamo che il futuro si possa ripetere e una bella esperienza. Grazie a tutti. Viva! Viva! Grazie Paolo, grazie veramente complimenti, grazie ancora. Un grazie di cuore agli Amici della Trebbiatura, al sindaco di Campodoro e di Godere Sant'Urbano e autorità provinciali, regionali, alle forze dell'ordine, eccetera, per il costante impegno di queste festività. Quest'anno raddoppiando gli impegni per ricordare gli infaticabili nostri avi veneti e migranti. Nell'interno troverete la mostra dei cariolanti nelle bonifiche del Veneto orientale. Questa mostra avuta grazie al direttore ingegner Sergio Grego e il presidente Giorgio Piazza. Visto l'imperversare delle 2 guerre, a noi purtroppo vicine, e un disordine totale in Europa, vorrei ricordare un pezzo di storia cristiana che ci contraddistingue, essendo noi discendenti della Serenissima Repubblica di San Marco. Ricordando il periodo del Sacro Romano Impero, con Vienna capitale d'Europa cristiana, con a capo l'impero asburgico, con il cappuccino padre Marco d'Aviano alla guida spirituale degli eserciti europei, tra cui la Serenissima. Sconfisse avanzando con la croce i turchi nell'assedio di Vienna dell'11-12 settembre 1683. Poi venne la Prima Guerra Mondiale con gli Asburgo, sconfitti, ed iniziò il declino della cristianità europea e conseguentemente
arrivò alla seconda guerra mondiale con le conseguenze che sapete con il fascismo. Arrivando ai giorni nostri, nel caos nei paesi e nelle città di gente sbandata, purtroppo senza una guida, ci troviamo a vedere che a Roma, cuore del mondo cristiano, si discute in internet dell'idolo argentino, il Pachamama. Nell'augurare a tutti noi un proficuo lavoro per far conoscere i veneti che ci credano fermamente alla loro storia cristiana nel mondo. Per conoscere l'importante storia di padre Marco Daviano, vedete il video in pubblicazione nei prossimi giorni su YouTube nella pagina www.youtube.com Comitato Imprenditore Eventi Piave 2000, ricordando le varie vie, circa una trentina di vie e monumenti eccetera che abbiamo fatto intitolare in varie amministrazioni comunali in provincia di Treviso, Pordenone, Venezia, iniziando dapprima il 29 settembre 2001 a Conegliano con questa dedica: Padre Marco Daviano, Cappuccino, 1631-1699, taumaturgo, diplomatico, eroe. Seguì la croce senza vantarsi d'averla portata. Auspichiamo che anche a Campodoro si possa avere una via o d'altro da intitolare a padre Marco Daviano. Proporrei al sindaco qui presente questa via che è qui davanti a noi di poterla intitolare il prossimo anno. Grazie.